una lettera pubblicata su Facebook per delle lamentele. Ecco, siamo venuti qui presso il negozio di souvenir dove potete trovare tantissime belle cose, i turisti arrivano, ecco, però ci sono delle lamentele. Ecco, lei è un operatore che sta quotidianamente qui in via Pirandello, ecco, quello che ha scritto ce lo dica ai nostri microfoni. Sì, ha detto bene, sono un operatore da ben 20 anni, occupandomi di ristorazione prima e adesso di questo negozio souvenir. E quando io sento i turisti che arrivano e trovano spazzatura dappertutto e dicono che siamo un paese del terzo mondo, che fanno le foto souvenir e portano via questi ricordi di Agrigento, a me mi duole il cuore tantissimo. Proprio ieri, dopo varie sollecitazioni che ho fatto al comune, agli amici consiglieri comunali, agli assessori e quant'altro, a causa della movida del sabato sera, che sappiamo quello che succede, non essendoci cura di ordinaria amministrazione, dei netturbini, la mattina passare, spazzare e quant'altro, noi stiamo parlando della via Pirandello che non è meno della via Atenea. Via Pirandello è sotto la statua dei Camilleri, è uno sbocco di turismo non indifferente, chi sale, chi scende, e vedere tutta questa spazzatura in giro mi duole il cuore. Ieri per l'ennesima volta ho fatto questa lettera su Facebook al sindaco dove un amico poi mi ha telefonato e mi ha detto: guarda, tu domani mattina avrai no, dico io, non è cosa mia, va bene? Avrai una spazzatrice con 2 netturbini dove mettono tutto in ordine. Dico, ma questo non deve essere un'eccezione, deve essere una normale amministrazione, almeno la domenica mattina, presto, quando il parcheggio qua è quasi vuoto, si può dar modo a pulire l'incuria delle persone che chiaramente, non essendoci cestini, dove devono mettere queste cose le persone? Questo mi dicono i ragazzi. E purtroppo io la mattina, prima di aprire, mi devo armare di buona volontà, con scopa, paletta, raccogliere tutta la spazzatura che c'è nella scalinata che dà dalla via Pirandello a scendere e raccogliermi tutto questo, renderlo meno, meno dispiacevole, diciamo, di tutto quello che i turisti possono dire. Ma come lei ha ben visto, di spazzatura ancora oggi ce n'è, e dico sempre grazie a Dio c'è stato un temporale dove molta spazzatura è andata a Baggione, io dico, è andata a valle, e quindi è rimasto quel po' che è rimasto. Dico, oggi, giornata di San Michele, con le forze dell'ordine che arrivano, io mi sono scopato stamattina, prima di arrivare, davanti alla chiesa, mettendo tutto da una parte, perché non mi sembrava giusto accogliere, quando il portone ancora era chiuso della chiesa. Io non so più che dire, io stamattina sto aspettando la mattinata, che deve arrivare questa spazzatrice, si vede che ancora non stiamo in mattinata, non so più che dire, credetemi, sono dispiaciutissimo. Quindi ribadiamo questo appello al sindaco, all'assessore al ramo, affinché questa zona, ma non solo, abbiamo visto anche la salita via Pino d'Argento, anche particolarmente piena di vetro, pericolosissimo. Molti vicoli attorno alla via Atenea sono pieni di spazzatura. Di bottiglie rotte e quant'altro. Mi dicono che non c'è personale, non è vero, perché quando io prima di venire qua conto numero 6 unità davanti alla prefettura che aspettano che cadano le foglie per raccogliere e pulirle, le unità ci sono, bisogna sapere. Dico, non chiedo troppo, 3 volte alla settimana, a giorni alterni, passare un turbino e scopare per terra quello, come è giusto fare. Speriamo che questo appello venga accolto dalle autorità competenti. Ok, vi ringrazio e auguro al sindaco e tutta la giunta comunale che si impegnino più del dovuto, perché per l'amore di queste città, perché a me, torno a dire, mi duole il cuore, mi duole il cuore.